Assessore Caner, in occasione di questo concorso dedicato alla biodiversità, lei ha fatto un excursus su quanto la tecnologia sta facendo passi in avanti anche sul settore agricolo. Si può un po' aggiornare su quali sono i cambiamenti in atto in questo senso? Innanzitutto vorrei fare i complimenti all'azienda Calmonda e all'Istituto Munari di Vittorio Veneto per questa bellissima iniziativa che ha coinvolto i ragazzi nel creare delle case per insetti per diciamo, aumentare quella che è la biodiversità in campo. Quindi complimenti all'azienda che sta investendo sul tema della sostenibilità ambientale, una sostenibilità ambientale che si può raggiungere in molti modi. Uno è questo, quindi puntando sulla biodiversità, l'altro è l'utilizzo della ricerca e dell'innovazione tecnologica per avere un'agricoltura di precisione. Avere un'agricoltura di precisione significa sprecare meno risorse, tra cui l'acqua, significa monitorare in maniera precisa, grazie all'utilizzo per esempio dei satelliti, le fitopatie in campo, il riutilizzo dell'acqua, il riutilizzo dei nutrienti e quindi consumare meno, inquinare meno. Questo è molto importante perché ci consente di poter continuare a produrre cibo anche in abbondanza, visto che la popolazione mondiale aumenta, ma preservando il nostro territorio.